È passato tanto tempo e questo è un risultato che noi dobbiamo portare avanti. È una questione che è cara ai veneti, come è cara a tante altre popolazioni, ed è giusto che venga portata avanti. Autonomia, la riforma deve procedere, nessuno più di chi vive il territorio può saper intercettare i bisogni dei cittadini. Ospite in diretta a Focus TG del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, il presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, nel Nord-Est per far attecchire il suo nuovo movimento, diventa paladino delle istanze autonomiste sancite dal referendum del 2017. E oggi questa autonomia arranca ancora e probabilmente si sarebbe potuto anche arrivarci tramite delle procedure come la creazione anche di una holding, come è stata già proposta in Consiglio regionale, che potesse radunare tutte le partecipate venete, perché sappiamo che piccole realtà sono sicuramente più aggredibili dall'esterno rispetto a chi invece può rappresentare una massa critica. Purtroppo c'è stata una gestione probabilmente non molto oculata di questa questione, di questo fatto, di questa realtà, e noi dobbiamo andare avanti. Più poteri in un contesto che li sta perdendo, l'Europa per l'eurodeputato Vannacci non conta nulla. Dall'Ucraina al Golfo Persico è irrilevante, dice, a livello diplomatico ed economico. Non sono un pacifista, continua, ma la guerra ci danneggia e occorre farla finire presto, così come la crisi energetica. Possiamo riaprire i rubinetti del petrolio con la Russia? Tant'è vero che questi rubinetti non sono mai stati chiusi. Ci sono stati europei che nel solo 2025 hanno incrementato le importazioni di idrocarburi dalla Russia stessa. Quindi non vedo perché l'Europa, solo per una questione ideologica e dogmatica, non debba usare quelle leve che invece gli consentirebbero di fare gli interessi degli europei e degli italiani. Governo che intraprende strade sbagliate. Futuro Nazionale anche in Veneto si propone come alternativa. Siamo, dice Vannacci, la destra vera e orgogliosa. Futuro Nazionale è un partito nato da pochissimo e che sta crescendo molto in fretta, direi quasi con un andamento esponenziale. Siamo già a 23.000 iscritti, più di 400 comitati costituenti in tutta Italia, che detta così sembra un numero con poco significato, ma facendo una media vuol dire almeno 20 comitati per ogni regione, e il Veneto si dimostra, come lo era stato anche prima, una regione particolarmente curiosa, fertile. Gli italiani, continua Vannacci, hanno bisogno di risposte concrete in tempi ragionevoli su molti fronti, sicurezza compresa, e torna il tema immigrazione. Oggi il 50% dei reati rapitori, quindi fondamentalmente furti e rapine, sono commessi dal 9% della popolazione che è straniera. Quindi c'è una propensione alla delinquenza della popolazione straniera di 6-7 volte più alta rispetto alla popolazione italiana. Soggetti che dovrebbero essere rimpatriati